Mario Vitolo, Managing Director di Virvel. La parola sentiero oggi più di ieri fa venire in mente il percorso e forse diversamente da un po' di anni fa, quando i percorsi, soprattutto nell'apprendimento, sembravano delineati con i percorsi di istruzione, poi di formazione, fino ad arrivare all'azienda. Oggi il sentiero sembra più essere quello di montagna, un po' più tortuoso, meno definito e più difficile da percorrere. Sta cambiando tanto nel mondo della formazione, sta cambiando tanto nel mondo dell'apprendimento e secondo me il nostro ruolo oggi è proprio quello di essere facilitatori, come delle guide di montagna, facilitatori nell'individuazione del giusto sentiero. La consapevolezza diventa un valore sempre più importante nella nostra vita quotidiana, proprio perché siamo sempre bombardati da informazioni e noi stessi cerchiamo spesso informazioni che ci restituiscono delle inesattezze, degli errori e ci convincono di ciò che noi pensiamo, senza darci la possibilità di scoprire quello che tendenzialmente potrebbe o dovrebbe essere il vero. Quindi è fondamentale riuscire a ritrovare strumenti di consapevolezza dei nostri saperi e del nostro know-how. Siamo nel momento dell'open innovation, delle economie collaborative, dei cicli di collaborazione, nelle economie circolari e intanto il valore della collaborazione lo ritroviamo sempre di più, lo ritroviamo molto anche nell'apprendimento e nella costruzione degli apprendimenti. Come formatori dobbiamo oggi essere in grado di connetterci con gli altri formatori per proporre metodologie e stili sempre più nuovi e sempre più aggreganti.